Lo gioco è fuoco. Iddu ti tenta come lo diavolo, facendoti a diventare un armalo. S'accomincia con una giocata, si vince con una puntata e poi si perde tutto da un'arrancata. Prevale su tutto lo desiderio di vincere, iddu non sente e manco vire. Pensa solo a giocare e non è attento a chi che lo vuole fare a ragionare. Cerca sordi come un'ammazzata, arroba lo travaglio e viene pure licenziato. Come un attore sa ingannare, per avere soldi è pronto a priare, e se è lo caso sa pure non sortare. Iddu non capisce che chi è malattia, e quando copresce sbatta porta e corre via, talia con l'occhio torto a sua moglie, che ci fa pure antipatia. Dice spesso, io non sogno pazzo, prometto che stasera mi rifazzo, se tu parli io mi incazzo, e son te zitte, te cafuddo e poi t'ammazzo. Lo frigorifero ha cominciato a essere vacante, mancano mangiare, le bollette sono tante e diventa difficile per la famiglia ir avanti. Quando vince torna a casa contente, quando perde torna rintra prepotente e non ti accorgi che la tua famiglia se ne sta chiedendo povera e perdente, perché lo gioco le sta lasciando senza casa e senza niente.